Cinisi assegnati i premi della quarta edizione del concorso cinematografico per cortometraggi Corto Corto Mon Amour. Tra i premiati anche gli alcamesi Calandra e Calandra. Completamente argomento, ci spostiamo a Cinisi per parlare del premio per i cortometraggi Corto Corto Mon Amour. Ieri sera la cerimonia di consegna dei premi. Tra i riconoscimenti uno è andato anche agli alcamesi Calandra e Calandra. Fossi in te non lo farei, non invitarmi ma vedrai. Miglior cortometraggio Se son rose, corto più creativo siciliano tipo strano, migliore sceneggiatura Dulce. Questo il responso finale del concorso di cortometraggi Corto Corto Mon Amour organizzato dall'amministrazione comunale di Cinisi è arrivato alla quarta edizione. Ieri sera la visione dei video e la premiazione. Un concorso che è cresciuto nel tempo coinvolgendo numerosi filmmaker anche europei e affidato alla direzione artistica di Vincenzo Cusumano che da 15 anni lavora nell'ambiente cinematografico. Il miglior corto Se son rose ci sembrava quello più coerente, quello più professionale, c'è una bellissima fotografia e la storia ha un inizio e una fine, era completa diciamo. La sceneggiatura, anche questo ci sembrava la sceneggiatura più completa, più coerente, perché abbiamo cercato di dare dei premi alla coerenza. E poi la creatività, lo dovete vedere, è un videoclip molto divertente sulla Sicilia, su un siciliano che si sveglia una mattina e lo rapiscono gli UFO. Ci è sembrato molto carino, molto divertente e anche molto creativo. Mi dispiace sempre dare dei premi perché un premio esclude un altro e molte volte persone molto interessanti sono esclusi, ma noi giudichiamo un'opera, quell'opera lì in quel momento lì. Quindi c'erano delle persone, dei corti molto interessanti, ma finivano male, finivano senza, come dire, senza coerenza. Quindi questi ci sono sembrati i più interessanti, i più coerenti, quelli che, diciamo, no, sai, delle volte c'è un corto, un film, anche parecchio interessante, ce n'era uno interessantissimo, però non era coerente fino in fondo, cioè verso la fine si perdeva. Noi dobbiamo giudicare in base a quello che c'è qui e ora. D'anno dopo anno questo cortometraggio, questa rassegna di cortometraggi diciamo che ha raggiunto dei livelli veramente importanti, tant'è che arrivano anche cortometraggi da parte di tutta l'Europa, diciamo, sono arrivati dalla Francia e questa sera proiettiamo pure uno della Spagna, di Madrid, insomma c'è un bel movimento attorno alla rassegna di cortometraggi che viene sviluppata in questo paese. Di questo ovviamente io sono contento perché sono, diciamo, l'iniziatore di questa avventura. La sto portando avanti anche con sacrifici perché comunque non avendo finanziamenti extracomunali o comunque altri appoggi mi sono in qualche modo organizzato con gli sponsor, con i privati e cerchiamo, grazie a delle persone che ci aiutano, a portare ancora avanti, seppur con fatica, questa manifestazione che secondo me aiuta moltissimo i giovani, li tiene impegnati, soprattutto gli fa sviluppare quel senso di arte che hanno all'interno, a liberarsi, a cercare di creare nuove storie, nuove avventure e poi magari rivedersi, perché no, farsi una risata, quindi è il bello anche quello, lo stare assieme, il vivere delle esperienze, quindi la comunità di cui ho sempre parlato, insomma. Una bellissima esperienza, organizzato bene, siamo voluti venire a vedere anche questo contesto, ricordando che Siciliano tipo strano ha vinto già 6 premi a livello nazionale, quindi siamo ben felici che attraverso un videoclip siamo potuti accedere anche alla sezione dei corti e quindi fare vedere anche le nostre zone, le nostre risorse in modo positivo, senza piangerci sempre addosso. Fra l'altro siamo in finale con il Siciliano tipo strano in altri 2 concorsi a Roma. Abbiamo finito un nuovo inedito, stiamo lavorando ad altri 2 videoclip, quindi andiamo avanti per la nostra strada senza, ripeto, scendere né a compromessi né a situazioni particolari, ma solamente con la voglia di fare in questo momento difficile della nostra vita anche. Cosa devi dire? Buon Natale, possiamo augurare buon Natale? Certo, buon Natale a tutti e continuate a seguire i Calandra e Calandra, grazie.
promessa, Don Vito mi confessa, perdona l'ubicato e comincia a da capo. Sicilia.